Rieccoci, primus inter pares, appuntamento del mercoledì. Gruppo TV7, ci facciamo sempre questa pubblicità, ormai la conoscete a memoria, anzi devo ricordare che l'appuntamento del 7 marzo, dove avevamo fatto il terzo anno consecutivo TV7 in Friends, dove il ricavato era dato in beneficenza all'isola che c'è, l'hospice pediatrico, ovviamente per i motivi che tutti voi conoscete è stato rinviato, ed è stato rinviato al 25 di aprile, il giorno della liberazione. Speriamo sia proprio una liberazione per tutti, anche nel senso di questo virus che ha colpito il nostro paese. Dunque ricordo, dal 7 marzo è stato spostato al 25 di aprile, in modo lo comunicheremo tramite i nostri canali e anche ad altri. Ospite il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, candidato a presidente della regione Veneto contro non è bello però è così, l'attuale governatore che è Luca Zaia. Abbiamo parlato della regione, abbiamo parlato dei progetti, dei programmi, di cosa farà Arturo Lorenzoni, stiamo parlando di Padova e quindi che ovviamente la sua delega è stata già nel pensiero attribuita a qualcuno, le deleghe e in più anche la carica di vice sindaco, e la stessa persona avrà la stessa carica, cioè vice sindaco con deleghe, oppure questo non è ancora deciso, lo questo vedremo può essere con Sergio anche Giordani. Può essere anche può cambiato, essere anche insomma, che venga... questo può dirmelo, non è una cosa glielo dico, che non vuole dirmela. E stiamo tornando a noi. Allora, durante la pubblicità mi aveva detto delle novità, non mi permetto di dirle perché è una bella cosa quella che ha detto, nei nuovi posti auto dove verrebbero fatti, se vuole dirlo lo può dire lei. Possiamo dirlo, sì. Certo, perché è una bella novità questa. No, perché si parlava del parcheggio del silos tra lo IOV e l'azienda ospedaliera, esatto, che è privato, però abbiamo una situazione veramente di emergenza proprio di fronte allo IOV in via Gattamelata, dove c'è un marciapiede malmesso e c'è una pista ciclabile che spesso è invasa dai parcheggi. Sempre? Sì. Sempre, le garantisco, passo sempre, e più o meno qualche volta vedo i vigili che danno a tutti la multa. Gliel'ho già detto al sindaco precedentemente, mi scuso, ho detto ma per cortesia no. C'è gente che va in ospedale a farsi curare e lì c'è malattie serie, insomma non è che vanno lì per divertimento, e lui ha detto però quando i vigili vengono chiamati devono uscire, e questa è stata la risposta del sindaco. Questo è vero, confermo. E vogliamo al più presto togliere quella situazione di imbarazzo e quindi abbiamo finanziato un intervento che prevede lo spostamento della pista ciclabile all'esterno degli alberi con un riporto di terra e la sistemazione dei posti di parcheggio in modo da regolamentare. Quindi avete già finanziato questa? Sì, l'abbiamo già finanziato, quindi dovrebbe essere un intervento che faremo nell'arco del 2020. Ah, bene. Quindi... Poi lì c'è l'idea di collegare con la pista ciclabile il parcheggio di via Corrado, cioè in prossimità degli impianti sportivi del CUS, la parte diciamo così più vicina alla strada, per fare un parcheggio a disposizione dell'azienda ospedaliera, in modo che i dipendenti abbiano... Una delle cose che io, quelle che ho detto a lei, le ho già dette al sindaco quando ho avuto ospite, che le settimane non scorse ma quelle precedenti, una delle cose che ho chiesto al sindaco ho chiesto, non potete un po' illuminare di più i passaggi dove passano i pedoni e le biciclette nelle strisce pedonali, perché tantissimi sono bui. Oggi ovviamente il soggetto più a rischio è quello più debole, quindi prima il pedone e poi la bicicletta, ma ci sono delle biciclette, Arturo Lorenzoni, che passano come delle frecce nelle strisce pedonali, e tu, per quanto bravo e attento sei, non è che siano di sera molto illuminate, viene qualcuno che senza fanale, magari col giubbotto, che insomma delle volte, e se lo prendi sei responsabile, è responsabile ovviamente la parte più forte. Ecco, io ho chiesto espressamente al sindaco quelle meno più praticate, che fossero ben illuminate, tutto qui. Sì, comportamenti pericolosi purtroppo ci possono essere sempre da parte della bicicletta, del pedone, dell'automobile. Sì, però l'automobile è sempre torto. Automobilista in questo caso, nelle stesse pedonali. Perché si fa meno male? No, perché è il soggetto più forte, e le codice stradali dice che il soggetto più debole ha sempre ragione, quindi pedone e bicicletta hanno ragione nei confronti ovviamente come giusto sia. Ma comportamenti pericolosi purtroppo li vediamo. Il tema di illuminare in modo particolare le strisce pedonali ha creato in alcuni casi dei problemi,
quando ci sia nebbia, si viene a creare quell'effetto che si chiama lama di luce, per cui è molto illuminato, ma non si vede... No, cioè, mi sta parlando politico, non è che sia molta No. nebbia qui da noi, insomma. No, guardi, ci sono delle condizioni di visibilità, ma sono delle... questo... sono i suggerimenti che ci danno i tecnici. No, i suggerimenti che ci danno i tecnici. Non è visibile quello che accade dopo. Per cui con la lama di luce, se c'è troppo contrasto tra la striscia e dopo, la lama di luce impedisce di vedere cosa c'è dopo. E quindi è una situazione di potenziale pericolo. Se c'è proprio la nebbia, però nella città come Padova non è che sia sempre in 12 mesi all'anno ci sia la nebbia, insomma, ci sarà un po' di volte, però voglio dire... basta della foschia per creare l'effetto lama. Ho capito. Allora, molto meglio avere un'illuminazione. Oggi per fortuna possiamo controllare la temperatura di calore, di colore dell'illuminazione pubblica e avere una temperatura di colore che consenta di massimizzare il contrasto, in modo che tutta la strada... Io dico di ma su questo stiamo facendo un investimento... Di mettere in sicurezza le strisce pedonali, quelle che hanno più gente che ci attraversa, più gente che in bicicletta che passa, perché oggi anche i ciclisti sono di un indisciplinato, vanno via con le cuffiette, con la radio, col telefonino. Stiamo per completare il piano per la sicurezza stradale, che è un altro dei documenti richiesti dal Ministero dei Trasporti, che va proprio nella direzione di creare le condizioni perché non ci sia pericolo per nessuno dei frequentatori della strada, con degli interventi che in qualche caso sono anche modesti, ma che possono portare ad un aumento della sicurezza, perché sembrerà strano, ma gli incidenti che succedono a Padova sono fortemente concentrati in alcuni punti, cioè abbiamo dei punti che sono fortemente critici. Lì basta restringere la carreggiata piuttosto che creare il disallineamento per rallentare i veicoli e quindi ridurre l'incidentalità, perché il costo sociale degli incidenti è elevatissimo, in termini di salute, in termini monetari, in termini proprio di vivibilità della città. Non le dispiace lasciare il comune di Padova? Sì, molto. Non vorrei farlo nel senso che ho affetto proprio per la città. Però ritengo che insomma ci sia anche una responsabilità, ho affetto anche verso i veneti. Ma se per caso lei vince diventa Presidente della Regione Veneto, e se non vincesse? Quel per caso non mi piace perché mi sembra che mi dia poca fiducia. No, detto per caso era un modo di... Cioè, cambi proprio l'attitudine verso questa... Lei vincerà le elezioni regionali e diventa Presidente della Regione Veneto, e abbiamo sentito più o meno, poi lo vedrà nero su bianco cosa farà. Tocchiamo tutto quello che c'è da toccare. Nel caso in cui lei non vincesse queste regionali, cosa farà? Nel malaugurato caso che andasse tutto male, penso di poter contribuire comunque alla costruzione di una progettualità nella Regione Veneto e quindi di poter far parte di una squadra coesa e competente. All'opposizione. Lei così ha governato a Padova e ha fatto l'opposizione. Ma io credo che mi sto meglio nel suo breve tragitto politico le ha fatte tutte e due. No, non le ho fatte tutte e due, aspetti, perché continua ad avere questa idea? Come no? Perché se si è candidato comunque in regione ci andrà, no? No, sì, ma non per fare l'opposizione. Comunque ci andrà, ci andrà. Ma lei adesso arrivo a sodo invece, lei sa che difficilmente vincerà. Io so che è molto difficile, ma so anche che non è impossibile, e le spiego. Luca Zaia nelle ultime elezioni ha preso il 50,08% dei voti, con un'affluenza del 57% dei votanti. Se riusciamo a creare entusiasmo e a creare una proposta credibile per cui... Il 50,8 solo ha preso? Sì. Col 50... Moretti ha preso 22, ha preso lo so, ma c'erano i 5 Stelle che avevano il loro... Adesso non ho i dati, però lei mi ha informato. Quello che sto cercando di fare io è di fare un fronte molto ampio, molto, molto forte, e quindi di polarizzare il confronto. Quindi di fatto Luca Zaia ha preso meno del 30% dei voti nelle ultime elezioni.
Io sono convinto che molte persone abbiano votato Luca Zaia perché non c'era una proposta alternativa credibile nella proposta che è stata fatta allora, e io penso che questa proposta credibile noi la possiamo mettere sul tavolo da qui a 3 mesi, perché diciamo così è già pronta nei nostri cassetti. Se questa proposta è credibile e se tutte le persone che hanno votato Luca Zaia un po' per inedia, perché insomma immancando, tutto sommato Luca Zaia è una persona che ha una credibilità e una sua presenza, si rendono conto che la nostra proposta è reale, è concreta, è più vicina ai loro bisogni, io credo che la partita sia contendibile. Quindi io mi rivolgo soprattutto a tutti quelli che non hanno votato, che avevano un po' di disamore verso la politica, che hanno visto in Luca Zaia insomma il meno peggio. Mi rivolgo a loro per dire: guardate che non dovete votare il meno peggio, dovete votare quella che è la cosa che vi convince di più, e io mi auguro che la squadra che stiamo allestendo sia convincente, sia credibile, sia portatrice di un modo nuovo di fare la politica, che è attenta anche al territorio del Comelico, anche se sono poche migliaia di persone. No, per tornare a quello che diceva lei, che la politica si concentra. È chiaro che ci sono 250.000 abitanti. Era nel rapporto che ha detto, quando passo il passo, che gioco di parole, vedo un'altra montagna di là, ed è vero, anch'io la noto. Se vado a Cortina, tanto per dire un esempio, e faccio il passo Falzarego. Ma lei diceva, perché mai la politica dovrebbe ma è vero quello che ha detto attenzione. Io, ecco, la politica che voglio portare è una politica diversa, che non si concentra nelle grandi città dove 250.000 persone a Verona, 250.000 a Venezia, e quindi mi concentro lì. Certo, lì dobbiamo avere delle politiche forti, ma forti tanto quanto quelle che abbiamo nel Polesine, che ha delle tematiche importanti, quanto quelle che abbiamo nel Comelico, piuttosto che nella Lessinia. Sì, ma per vincere non può andare nel Comelico, quello sto dicendo, deve andare a Verona, deve andare a Padova, ma anche nel Comelico, con tutto rispetto, cioè, far capire ai cittadini veneti che mi sta a cuore tanto l'abitante del Comelico quanto l'abitante di Venezia con le grandi navi e tutto il resto. È tutto giusto, ci mancherebbe altro. E quindi io sono convinto che la partita sia contendibile. Sono pronto a scommettere ancora una cena, visto che ne ho una certa. No, ma poi lei non le paga, poi lei non le paga. No, io sono, lei costantemente le perde, poi lei non le paga. Quindi... Lei non vuole venire a cena con me perché dice che vuole ricattarmi con le cene. No, ci mancherebbe, non la ricatto. Ma io sono disponibile qualora dovesse andare male, a pagare la cena, ovviamente. No, ma al di là io le auguro, ovviamente, come tutti gli ospiti che verranno per le candidature, auguro, siamo sopra le parti ovviamente, di lottare per poter vincere, ci mancherebbe altro. Però le chiedo, sarà una battaglia lunga, impegnativa, le porterà via molto tempo dalla sua vita, dalla sua quotidianità, dal suo insegnare, dal suo lavorare, le cambierà completamente la vita questo tipo di lavoro, nel caso in cui, come lei si augura, come io le lo auguro, dovesse vincere, ovviamente le porterà via ancora più tempo. Beh, non è che me lo porti via, diciamo così che per me è un onore personale. È un onore poter dedicare il mio tempo, dedicare le mie energie, il mio entusiasmo ad una causa che credo sia una causa importante, e a delle persone che mi stanno a cuore, perché questo sto cercando di fare. Cercando di accompagnare questa regione verso... Ma questo suo amore per la politica non è, visto che proprio la sento mentre parla, ce l'ha nel cuore, non è mai nata 20 anni fa, 30 anni fa, è nata proprio a ora dove... Ma guardi, c'è tanti modi di fare politica. Io ho più amore per le persone che per la politica, perché questo lo sto facendo perché per le persone, non tanto per la politica in sé, che ha anche delle dinamiche che fatico a comprendere fino in fondo. Prima si è manifestata diversamente, si è manifestata verso gli studenti all'università, si è manifestata verso le persone con cui ho avuto il piacere e la fortuna di collaborare in passato. Ha mai avuto, da quando è affiorata la sua candidatura e è diventato certo il suo nome, un contatto con Luca Zaia? Vi siete mai guardati a quattro occhi vicino? Ci siamo visti in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi... Vi siete guardati con occhi già da sfidanti, oppure... No. Luca Zaia è una persona veloce a comprendere, e quindi ci siamo sorrisi, ci siamo stretti la mano, e
la cosa è finita lì, insomma. Va bene, siamo arrivati anche alla conclusione. Senta, non so, io le auguro davvero un in bocca al lupo, seguiremo ovviamente con molta attenzione anche a livello ovviamente di comunicazione la sua campagna elettorale, perché sarà impegnativa, augurandole le migliori. Io mi auguro di sorprenderla, perché stiamo pensando a una comunicazione fuori dai canoni che faccia anche divertire le persone esperte come lei. Anche noi che abbiamo dei dati che indicano, hanno solo degli indicatori, ci dicono, ci danno dei numeri, che ovviamente possiamo sbagliare anche noi, però oggi gli indicatori sono quelli lì, però da come ha parlato lei che ne è a conoscenza, possono essere che smentiti, quindi davvero sarà una bella battaglia da assistere, solo che sarà impegnativa da parte sua, e come diceva durante una pubblicità avrà bisogno anche di un autista, perché dovrà correre e farsi conoscere per tutto il Veneto. Certamente, ma sono pronto, insomma, e devo dire che c'è una squadra ampia che mi sta sostenendo, che sono sicuro mi darà tutto il supporto che serve per far comprendere che stiamo ragionando di una proposta credibile, di una proposta che è quello che serve veramente alla Regione per un cambio di passo. Le faccio le miei migliori in bocca al lupo, non si fanno gli auguri perché non porta bene, dicono. Non sono superstizioso. Io le faccio in bocca al lupo e un buon lavoro, perché sarà un bel lavoro, credo, al di là di tutto Arturo Lorenzoni, che dovrà svolgere in questi mesi, e sarà soprattutto impegnativo. Le auguro davvero, come ha detto lei, di avere un dietologo, qualcuno che la assista, perché poi succede anche il nostro amato sindaco, quando purtroppo ha fatto la campagna elettorale, mi impegnano talmente tanti e lo stress era altrettanto alto, e quindi è giusto che venga seguito da qualcuno, toccando tutto quello che c'è da toccare. Grazie Arturo, grazie a lei, è stato con noi. Invece do appuntamento alla prossima puntata di Primus Inter Pares mercoledì prossimo. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.